Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stasera abbiamo una domanda che ci assilla, è quasi un enigma pirandelliano. Ma quando è esattamente che Antonio Tajani si è trasformato in Vincenzo De Luca? E quando è che è avvenuta questa sostituzione o sovrapposizione di identità? Ora non stiamo, come dire, cazzeggiando, ma l'ha riportato oggi il Corriere della Sera. Il ministro degli esteri ha inviato in via riservata al collega ministro delle riforme Roberto Calderoli una missiva dove esprime, usiamo un eufemismo, fortissime perplessità sull'autonomia, cioè su una riforma radicata nella storia valoriale, politica, programmatica del centrodestra, Forza Italia compresa, che è il frutto di un punto di caduta, di un'interlocuzione nella maggioranza, che è già il frutto di una serie di compromessi fisiologici che sono la materia di cui è fatta anche la politica, quindi non è una cosa, come dire, che è calata dall'alto sulla testa di Tajani e di Forza Italia, l'attuale dispositivo dell'autonomia, ma il ministro degli esteri ha comunque delle fortissime perplessità. E allora in questa lettera che sembra inizi caro Roberto, quindi insomma molto conciliante nella forma, ci sono una serie di punti che veramente sembrano scritti da Vincenzo De Luca. Facciamo cronaca, non polemica. Ad esempio, Tajani ritiene problematico separare le materie non LEP da quelle LEP. Cioè ci sono moltissime materie che richiedono la determinazione, l'approvazione dei famosi livelli essenziali di prestazione, perché, nostra lettura, i danni, i guasti del centralismo sono talmente radicati che ovviamente non puoi rinunciare a meccanismi perequativi, a standard minimi per tutto il paese, che sono esattamente quello che tra l'altro il centralismo non ha garantito, e quindi su molte materie vanno individuati questi livelli. Ci sono però altre materie non secondarie, commercio con l'estero, rapporti con l'Unione Europea, protezione civile, previdenza complementare integrativa, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, insomma, che non richiedono questi meccanismi e che potrebbero essere approvate abbastanza in fretta. Il governatore Luca Zaia le ha chieste tutte, quelle diciamo prive di LEP, ma anche questo passaggio pare che non si possa fare. È curiosa la spiegazione per cui si raddoppia il numero delle intese, con un aggravio di lavoro per il governo e per il Parlamento, la cui agenda è già densa di priorità. Cioè Tajani teme che i parlamentari debbano lavorare troppo fondamentalmente e sostiene che ci sono altre priorità perché rispetto a un punto però che era nel programma del centrodestra. Dopodiché dice il ministro degli esteri che alcune materie fuoriescono dal perimetro del secondo comma dell'articolo 116 della Costituzione, un tema appassionantissimo, ma di fatto ricordiamo che il suddetto 116 è la leva di questo dispositivo che è la riforma dell'autonomia, quindi insomma temiamo si tratti di tecnicismi più che di sostanza. Dopodiché, dice sempre Tajani, c'è una terza fonte di osservazioni, esprime una forte cautela sui rapporti con l'Unione Europea. La partecipazione delle regioni nella definizione della legislazione europea è ben codificata sia nel diritto nazionale che in quello europeo. Cioè, insomma, c'è già uno status quo che funziona, evidentemente, secondo Tajani, non come dire, pretendiamo di più. No? Cioè, continuiamo a reiterare quella situazione per cui regioni che se liberate da Lazio e Lacciuoli, come Lombardia o Veneto, potrebbero bagnare il naso a regioni come la Baviera e trainarsi dietro tutto il paese per ovvio effetto a cascata, no, continuiamo a imbrigliarle. La cosa che ci ha stupito di più però è un'annotazione che ci sarebbe in questa lettera riportata dal Corriere, per cui Tajani scrive: non vedo margini di mediazione. Come non vedo margini di mediazione? Cioè, qua veramente ha scavalcato De Luca in deluchismo, in antiautonomismo, no? in fondamentalismo centralista, pare uno che scrive non vedo margini di mediazione. Ora, si sarà espresso male, anche se sicuramente sa padroneggiare la penna il ministro Tajani, ma non vedo margini di mediazione. Scritto al ministro delle riforme che deve implementare una riforma che era nel programma del centrodestra ed è nella storia del centrodestra, a nostro giudizio si spiega solo
con un improvviso cambio di identità. Grazie a tutti, a domattina.